La cosa che ti fa più impressione, sai qual è? E le luci rimaste accese dentro le case, perché magari qualcuno non è rientrato, qualcuno che ha avuto anche un lutto. Era bella questa strada, vero? Molto. Guarda, quella macchina è rimasta qui, chissà di chi era. Non è che la mia gatta quella. Gatta nera? No, non è la mia. Ma tu guarda l'erba che cosa ha fatto, eh? Questa è davvero una città fantasma, eh? Quando riporti la gente qua dentro? Buonasera, ben ritrovati. Stasera sono molto gasato perché cinema, Cannes. Allora, come ho detto prima, insomma, prima della pubblicità, questa sera cinema con due film, entrambi fuori concorso a Cannes. Uno è Robin Hood con Russell Crowe tra poco, ma prima le signore, come si dice, intanto Filippa che presenta l'ospite. Sì, è appena uscito il suo nuovo film, Dracula, l'Italia che trema, che ha presentato con successo al Festival di Cannes. Qui con noi Sabina Guzzanti. Ciao. Eccola qua. Ho sentito tanto parlare di questo film. Davvero, caro? Senti, no, ma prima No. è irresistibile, cioè la domanda, siccome ho letto Anna Faria Aspesi anche, cioè non è questo vestito con cui hai fatto il red carpet questo di è- Cannes? No, quello era un vestito che luccicava, giustamente, se non sono nemmeno inciampata come temevo, ero quasi sicura di Beh, inciampare. lì c'è una difficoltà, vero, nel fare questo tappeto rosso? No, ma in realtà si cammina un po' con un passo così, un passo alla volta, saluto, passo, non è difficile, è bello. Cioè, Quella è la parte bella, ti sei veramente, di divertita? Cannes. Sì, quella sì. Quella sì, Vedi? molto. E beh, i tacchi uno si rimane... No, magari tu I non li tacchi avevi. sono questa è la parte molto Sì. brutta e molto ingiusta per le Perché, ragazze, sì, gli uomini perché sono ti avvantaggiati. fanno portare i tacchi molto alti e questo fa sembrare le donne stupide perché non puoi ragionare quando hai un mal di piedi furibondo, perciò magari, anche se incontri Woody Allen fai una figura da imbecille, ma non l'ho incontrato per fortuna, solo coreani e si sorride. Nemmeno Russell Crowe ha incontrato, no, quindi niente. Nemmeno Russell Vabbè, Crowe, però, insomma. no, più tardi allora. Esatto. Allora, veniamo a parlare di questo film, Dracula, l'Italia che trema. Come ho detto prima, ne hanno parlato in molti, secondo me anche senza averlo visto. Rigorosamente senza averlo visto, Visto quello che è un dato è così che si fa, li capisco perfettamente, viene meglio, Viene si è meglio. più liberi, è giusto. Allora, dunque è un film importante secondo me, che invece l'ho visto, è un film importante che ha vari aspetti e varie benemerenze. C'è certamente un aspetto politico sul quale ciascuno potrà, insomma, poi fare le proprie considerazioni, ma spero che Sabina non me ne voglia, secondo me non è l'aspetto principale del film, ce ne sono altri secondo me altrettanto interessanti. Per esempio che uno di questi è che l'aspetto, come dire, un evento mediatico coperto come il terremoto raramente si trova, eppure scopriamo vedendo il tuo film delle cose che non sapevamo, non avevamo mai visto, che pare strano. Sembra un po' strano, non è vero? È un po' strano, sì. Sicuramente si sapeva qualcosa, nel senso su internet, su YouTube, su qualche giornale sono usciti degli articoli, ma insomma sì, effettivamente era un po' diverso da come si raccontava. Andando in ordine, la prima domanda è: come mai ti è venuta in mente e come ti è venuta la voglia soprattutto di raccontare questo terremoto? In fondo In potevi realtà anche io non stavo farlo. lavorando a un'altra cosa, Appunto. perché pensavo a come raccontare quello che succede in questo paese, pensavo di partire dalla storia dell'opposizione, come si è sgretolata da Gramsci in poi, capire quali sono i punti, se c'era qualcosa di buono. Poi tu se lì si è hai detto, disfatto. tanto non Poi c'è è più arrivato, niente da raccontare. No, sì. poi è arrivato un signore che mi ha raccontato delle cose molto, molto, molto strane sull'Aquila, sono andata a vedere e ho pensato che forse, ecco, siccome
molto complicato raccontare l'Italia di oggi, volendo fare un discorso generale, invece raccontando quello che succede in un'area molto precisa, nello spazio e nel tempo, in realtà si riesce a dare un'idea dell'insieme. Il film, perché comunque all'Aquila appunto c'era sia questa cosa della propaganda che l'assenza della politica, l'assenza dell'opposizione e questa cosa della protezione civile che ho scoperto lì e che mi ha abbastanza sconvolto. Adesso è cronaca, no? È diventata le vicende della protezione civile, ma quando Sabina ha girato il film tutto questo in realtà non era ancora noto, insomma, quindi diciamo era un'intuizione. Sono arrivata là, ho fatto 3 domande, ma al primo che capitava veramente, e mi ha detto queste cose sconvolgenti. Io ci ho messo mesi per crederci, perché non mi sembrava possibile, insomma, che ci fosse una sorta, come dire, di stato parallelo di cui nessuno parlava, eppure è una cosa nota, insomma, una cosa che va avanti dal 2001. Un'altra benemerenza del film è che appunto questa vicenda in qualche modo Sabina la racconta come una sorta di laboratorio, ma di fatto lo è, perché si vedono davvero tutte le opinioni in campo possibili. Ci sono certamente opinioni molto critiche nei confronti dell'operato della protezione civile, del governo, ma altrettante opinioni entusiastiche. Ah sì, entusiastiche, cioè di persone felici, contente, insomma, che riconoscono, come dire, no, un impegno forte. Quindi voglio dire, insomma, dopo averlo visto uno rimane il fatto, ma sarà la libertà di espressione di chi gira un film, quello di poter avere un punto di vista, che naturalmente non è detto sia condivisibile, ma non c'è dubbio invece che all'interno del film il racconto non tace assolutamente nulla. Uno degli aspetti che sorprendono di più è l'inaccessibilità dei luoghi, cioè alcuni luoghi del territorio italiano all'Aquila, i campi eccetera, sono stati per un certo periodo inaccessibili ai giornalisti, ma anche credo addirittura ai cittadini, nel senso che persino i consiglieri comunali non riuscivano a entrare. Erano militarizzate, il che voglio dire in un caso di emergenza, in una situazione davvero di emergenza, cioè non so, nei primi 15 giorni ci può anche stare, ma insomma le tendopoli sono rimaste in piedi per 6 mesi e non si possono costringere. Oltretutto poi molti cittadini sono stati trasferiti poi in caserma e anche là comunque devono sottostare, non so, un papà che ha 2 bambini non li può fare dormire perché in caserma non ci dormono i bambini, ho capito, ma se quello è costretto a abitare in caserma, che deve fare? Quindi insomma mi sembra che ci siano, però la questione che mi ha colpito di tutta questa faccenda, io non è che penso che ci sia una mente perversa che vuole obbligare la gente a stare nei campi di concentramento. No. Penso però che il fatto che le decisioni possano essere prese da pochissime persone senza discutere con nessuno, tantomeno con i diretti interessati, fa sì che di conseguenza per forza sei obbligato a tenere la gente tranquilla, che non rompa le scatole, perché se tu decidi che la gente la tiene in tenda 6 mesi e in tenda la gente stava in 10, in una tenda, in una brandina, così, per cui tu immaginatevi che significa quello che si alza alle 5 che si deve vestire, quello che va a letto alle 3 che si deve spogliare davanti a tutti, o gente che non conosci per tutto questo tempo, caldo, freddo, insomma, mi sembra una cosa che sarebbe stato meglio chiederlo, discuterlo. Comunque, infatti una cosa è comunque l'emergenza, la situazione emergenziale, una cosa invece è appunto quella che sembra dal film diventata una regola. Allora io volevo mostrare, sempre per cattiveria, perché sarebbe più bello non parlare